adorazione al nostro Dio. Alleluia. Lo so che che avete già salutato, avete parlato qualcosina, ma digli ancora una volta al tuo fratello a fianco, alla sinistra, a destra, digli così: che buono che tu sei venuto, sei venuta, mi fa piacere. Digli una parola di benedizione, digli che tu sei una benedizione, sei speciale, sei speciale. Digli così, digli una parola di benedizione. Alleluia. Glória a Dio. Nós siamo qui nella casa del Signore. Salmo 100 dice così: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Amen? È per questo che siamo qui. Ti invito a lodare con fede, con gioia nel cuore, con le tue mani anche, ok? Con tutto il tuo spirito, con tutta la tua gioia, celebriamo il Signore. Siamo qui per questo, amen? Non siamo qui per ascoltare qualche parola di motivazione, non è questo momento è di lodare il Signore, amen? Preghiamo questo momento. Padre, grazie Signore per la tua bontà, grazie Signore perché se siamo qui oggi è perché è stata la tua mano a portarci qui, Signore. È la tua mano che ci ha liberato dalle tenebre, è la tua mano, Signore, che ci ha dato vittoria, e sono le tue mani, Signore, che, oh Dio, ha fatto un lavoro straordinario nella nostra vita. Ed è per questo che siamo qui stamattina, per celebrare il tuo nome, per lodare, Signore, le tue virtù, Signore. Siamo qui, Signore, stamattina per adorarti. Per questo, Signore, ricevi la lode dalla tua Chiesa, ricevi ogni preghiera, ricevi, Signore, ogni offerta che sarà fatta in questo luogo. Ricevi, Signore, perché tu sei benedetto in eterno. Ricevi, Signore, perché è il ringraziamento dei nostri cuori, Signore. Siamo qui in pochi, ma non importa, la tua parola dice, Signore, che dove ci sono 2 o 3 riuniti nel tuo nome, il Signore sarebbe presente. E noi possiamo già sentire la tua presenza in questo luogo. Possiamo già sentire, Signore, la tua presenza, la presenza del tuo Santo Spirito, Signore, in questo luogo. Per questo, Signore, ricevi e perdona ancora un'altra volta i nostri peccati, Signore. Perdona ancora un'altra volta, Signore, i nostri errori. Padre, abbi pietà della tua Chiesa, abbi pietà di noi, Signore, e sia benedetto in eterno. In nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Il pastore ha detto di guardare il fratello, no? Salutare. E noi facciamo ancora un altro esercizio, ancora un'altra volta. Io vorrei che tu ti spostassi dove sei e andassi dal fratello a salutare, ad abbracciare, a baciare, a fare celebriamo insieme, no? Con la gioia, con l'allegria, con la festa questa mattina nella presenza del Signore. Io vorrei che tu facessi questo, perché sono tante persone nuove e noi vogliamo dare il benvenuto a queste persone che non sono mai venute qua in chiesa. Amen? Facciamo questo mentre noi cantiamo, ok? Cantiamo insieme. Lui che
la lode, adorazione. C'è la presenza del Signore, amen. Il suo amore in ogni casa, gioia e pace scorrono, Perché? perché Cristo ha vinto il mondo Eh? e ci ha dato libertà.
Se guardo il cielo e stelle, se penso al mondi, opera di tue mani, se odio il tuo, la voce tua possente, il tuo potere mi porta a meditare insieme. L'anima mia, Signore, canta a te. Sei grande, Signore, grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia, Signore,
Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande Signore, è Signore, Lui abbiamo la vittoria e da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno vegli intero il cielo sei re. Solo la Chiesa canta, Signore. Ora noi vogliamo lodare, ringraziarti per le opere che fai. Lui è fedele con noi. Signore, Signore, insieme. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno vegli intero il cielo. Perché soltanto tu eterno vegli intero il cielo. Perché soltanto tu eterno vegli intero il cielo. Sei re, tu sei re, Signore, sei re. Sei re. Adoriamo il tuo nome, Signore. Lode te, oh Padre. Grazie, Signore, perché tu sei un Dio fedele, un Dio meraviglioso, Signore, che si fa presente nelle nostre vite. E quello che noi abbiamo vissuto durante la settimana, Signore, noi celebriamo il tuo nome oggi qui, perché la tua presenza si fa tutti i giorni nelle nostre vite, Signore. E noi rendiamo a te gioia, onore, Signore. Celebriamo il tuo nome per questo. Signore, che altre persone che non conoscono te possano sentire tramite le nostre vite la gioia, la tua vita, Signore, la tua luce in noi. E che la tua presenza, Signore, il tuo Spirito Santo questa mattina possa usare di fare trasformazione in questa chiesa, oh Padre. Che noi possiamo uscire di qui, Signore, cambiati per tuo Spirito, Signore, cambiati dalla tua presenza, Signore, dal tuo perdono, dal tuo amore, di tutto ciò che tu sei nelle nostre vite, Padre. Adoriamo il tuo nome, Signore, celebriamo te per sempre e sempre. In nome di Gesù, amen e amen. Amém. Potete sedere. Passa a parola ao pastor Samuel.
Grazie Riccardo. Il testo che userò stamattina non è un testo molto usato per una predica di domenica mattina, ma la mia preghiera stamattina è che lo Spirito Santo possa toccare nei nostri cuori, così come ha rivelato a me per stamattina. E io credo che quando la Chiesa del Signore si mette nella pratica della parola di Dio, o si ferma per meditare nella parola di Dio, il Signore sempre riserva qualcosa di speciale per noi. Io credo in questo. Io credo che stamattina il Signore ha riservato qualcosa di speciale per noi, anche se il testo non è un testo abituale, non è un testo che usiamo per spesso. Ma che testo é esse, pastor, que está dizendo? Cântico, capítulo 8, il versetto 7. Cântico, capítulo 8, versetto 7. Dice così: le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. I fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. Ma perché sto usando questo testo? Perché noi brasiliani, no? Abbiamo già passato per tanti tipi di teologia possibili. Abbiamo già studiato tanto. In Sud America soprattutto, no? Abbiamo già visto di tutto e di più. Alcune cose hanno contribuito per il male, ma tante cose hanno contribuito per il bene anche. Ad esempio, questo testo, è normale ascoltare questo testo tanto in una predica quanto in una canzone del nostro mezzo evangelico, soprattutto nelle feste dei fidanzamenti, no? Nelle feste di matrimonio. Per spesso si usa questo testo. E si usa anche questo testo nelle canzoni, quindi oggi siamo arrivati a questo punto, no? I cantanti cristiani oggi sono già abituati, sono già raggiunti a questi livelli di cantare canzoni, no? D'amore usando la Bibbia. Una cosa che non vediamo per spesso qui in Italia. Qui in Italia a volte, no, alcuni sudamericani, no, si scandalizza un poco quando vede cristiani italiani cantare delle canzoni secolari d'amore. E è normale perché l'Italia ancora nel mezzo cristiano evangelico non è raggiunto ancora, no, a questi livelli. Non sto dicendo qui che sono livelli alti, buoni, non è questa idea. Ma è che noi in Sud America siamo già abituati a cantare delle canzoni d'amore usando la Bibbia. Qui in Italia non è ancora raggiunta questo, ma arriverà in nome di Gesù, sì o no? Amém? Arriverà. Dio ha un tempo specifico per ogni nazione, Dio ha un tempo specifico per ogni popolo suo sparso pela terra. Amém? E cosa mi ha motivato questo testo? Perché questo testo parla di due elementi essenziali per la vita umana. Parla dell'amore e parla delle acque. E dice proprio così che le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. E che cos'è l'amore alla fine? Nell'ambito della psicologia, esso consiste in un rapporto duale
basato su un scambio emotivo generato dal bisogno fisiologico, della gratificazione sessuale e dal bisogno psicologico dello scambio affettivo. L'amore nelle sue varie forme agisce come un importante facilitatore nella relazione interpersonale. Può infine essere inteso anche come un modo per tenere uniti gli esseri umani contro le minacce provenienti dall'ambiente esterno e per aiutare la riproduzione umana e la conseguente continuazione delle specie. Questo è l'amore. E che cos'è l'acqua? Che sono gli due elementi, no? Precisi scritti nel testo. E che cos'è l'acqua? In natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è la base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l'essere umano. Ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita. Allora state attenti. Queste stesse acque, o questa stessa acqua che produce vita, che è essenziale per noi, per l'essere umano, che fa parte della costruzione della nostra vita, questa stessa acqua può portare anche un caos nella nostra vita. Può portare anche grandi rovine nella nostra vita. Le stesse acque che portano vita e benefici per l'essere umano sono le stesse acque che portano il male e distruzione. Ad esempio, quando esse vengono contaminate. Ad esempio, quando succedono delle alluvioni. Quanti disastri causano nella vita in una città. Quante imbarcazioni così potenti nel grande mare vengono rovesciate perché quando queste acque si sollevano e causano una grande tempesta, sul fiume i grandi alluvioni portano via tutto ciò che si trovano davanti. Cioè le stesse acque che sono benevole a volte portano anche distruzione per la nostra vita. E qual è la rivelazione che voglio portarvi stamattina? E cosa possiamo imparare con questo testo? Perché il testo di Cantico, capitolo 8, versetto 7, dice così, che le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. Voglio condividere qui con voi alcune cose che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Quindi, che tipo di amore le grandi acque non devono spegnere? Che tipo di amore le acque non devono spegnere o portare via? Il primo amore è l'amore per la nostra famiglia. Le grandi acque non devono, o noi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze perché che queste acque non portano via l'amore per la nostra famiglia. Perché, pastore? Perché la famiglia è il nostro più grande patrimônio. In Ebrei capitolo 13, versetto 4, dice così: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. È molto sério questo. Formare una famiglia è una cosa molto séria. Va oltre le nostre aspettative semplicemente di avere un partner, oppure avere la gioia di avere un figlio o una figlia. Va molto oltre. Dio stesso está dicendo qui che Lui está vedendo tutto ciò che noi facciamo com questa azione nostra.
Mi piace il testo in portoghese che dice così: degno d'amore sia il matrimonio tra tutti i testimoni. Cioè, il matrimonio è una cosa, è un onore. E noi dobbiamo prendere cura di questo. Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 8, dice così: se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. È una cosa semplice o no? È una cosa semplice fare famiglia, costituire famiglia? Non è una cosa semplice. Ed è per questo che noi dobbiamo stare attenti. Perché non posso lasciare che le grandi acque portano via, spenga l'amore per la mia famiglia, perché la mia famiglia è il mio campo di battaglia. La mia famiglia è il mio campo di battaglia. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Noi conosciamo molto bene questo versetto. Il problema, sapete cos'è? È che quando noi leggiamo questo versetto nella prospettiva di che il Satana sta intorno a quell'altro, non a quelli che stanno vicino a noi. Il testo dice così, vegliate, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Lui non sta dicendo il codice fiscale specifico qui, è chiunque. Quindi, quando leggo questo versetto, la prospettiva biblica non è di guardare l'altro, ma guardare quelli che sono vicino a noi. E io stesso. E a volte noi guardiamo molto gli altri, ma dimentichiamo di quelli vicino a noi. I primi che devo proteggere sono i miei, non gli altri. È vero che devo avere un'empatia, è vero che devo avere amore, una considerazione per gli altri, ma i primi in questo caso sono i miei. Efesini capitolo 6, dal versetto 10 in poi dice così: dal resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio finché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È un altro testo che noi usiamo soltanto quando parliamo di batalha spirituale nella Chiesa. É um outro texto que nós usamos quando falamos soltanto de pregueira. Mas esse texto está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem que sangue. Cioè, dentro da nossa família, a nossa batalha, a nossa luta não é contra o nosso partner. Não são contra os nossos filhos. Mas sim contra Satana e suoi demoni. La famiglia è un piatto fiorito per lo sviluppo delle grandi battaglie che possiamo affrontare. Perché eu não posso lasciare che le grandi acque spegnano l'amore per la famiglia? Perché la mia famiglia è il mio campo missionário. La mia famiglia è il mio campo missionário. Marco capítulo 5, versetto 19, é um texto que conosciamo. Dice: Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Di cosa sta parlando questo testo? Del demoniato di Gesara. Gesara, Pietro? Sim, sim. Está falando de aquele endemoniado que ha passato un'intera vita escravo di Satana, di spiriti maligni,
Un ragazzo senza una prospettiva di vita, senza speranza. E nel momento che lui ha trovato Gesù, Gesù lo ha liberato. E sai cosa ha fatto lui? Lasciami seguirti. Lasciami camminare con te, perché è così che succede nella nostra vita. Quando Gesù Cristo fa un'opera nella nostra vita, cambia la nostra storia, la prima cosa che noi vogliamo è stare attaccato a Lui. Ed è molto buono e va tutto bene. Ma cosa Gesù qui fa lui pensare che è una cosa importantissima? Va dai tuoi e racconta tutto ciò che il Signore ha fatto nella tua vita. Cosa vuol dire? Qual è la rivelazione? È che a volte noi riceviamo Gesù nella nostra vita, a volte noi proviamo dell'amore di Dio e invece di condividere questo amore vogliamo fare cosa? Restare qui, attaccati qui dentro del Tempio, condividendo con delle persone che hanno già ricevuto anche quell'amore e dimentichiamo di condividere questo amore. E peggio ancora, noi non vogliamo condividere con gli altri di fuori, non vogliamo neanche condividere con la nostra famiglia. Peggio ancora. Per questo, fratelli, la nostra famiglia è il nostro campo missionario. Prima Giovanni capitolo 5, il versetto 4 e 5 dice: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Noi vogliamo il bene per la nostra famiglia, noi vogliamo il bene per la nostra casa, noi vogliamo che la nostra casa vinca il mondo, vinca le tentazioni del mondo. Allora è necessario che la nostra casa conosca Cristo. È necessario che la nostra casa conosca Gesù Cristo e la sua potenza. È questo che prima Giovanni sta dicendo. Che la vittoria che vince il mondo è la nostra fede. E che crede che Gesù è il Figlio di Dio. Quindi è necessario, se noi vogliamo che la nostra famiglia vinca in questo mondo, è necessario fare conoscere chi può vincere tutto questo mondo e le sue malvagità. Insegnare la parola di Dio alla nostra famiglia è una grande impresa, non è facile. Sapete perché? Perché i nostri figli ci conoscono molto bene. I nostri partner ci conoscono molto bene. Per questo che è difficile. I nostri parenti ci conoscono molto bene. E a volte noi abbiamo vergogna di andare là e dire: conosci Gesù? Perché è molto probabile che uno di loro dicano così: ma ti conosco. Non conosco Gesù, ma io ti conosco. Non ho mai sentito parlare di Gesù, ma non so cosa tu hai fatto nell'estate scorsa. Non so cosa tu fai. E questo è il problema. E allora cosa facciamo, pastore? Dobbiamo chiedere misericordia a Dio. Dobbiamo chiedere la rivelazione di Dio per la nostra casa. E cercare con l'aiuto di Dio soluzionare ogni problematica, ogni cosa che sta fuori del posto, e chiedere la manifestazione della potenza di Dio nella nostra casa. Salmi 127, versetto 4 dice così: come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovanezza. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovanezza. Cosa vuol dire questo versetto? Come mai i nostri figli sono paragonati a una freccia? Perché cosa sono fatte una freccia? Per quale obiettivo è costruita una freccia? Per quale obiettivo un prode, un arciere produce una freccia? Per colpire l'obiettivo, sì o no? Per colpire l'alvo.
a Bíblia te está ensinando que nós dobbiamo preparare i nostri figli per colpire l'obiettivo della vita. Non è semplicemente fare crescere, dare da mangiare nell'ora giusta. Non è semplicemente dare tutta la protezione del mondo. A volte diamo anche esageratamente. Non è semplicemente per dare il meglio, che a volte noi facciamo anche con errore questa cosa. Vogliamo dare oltre ciò che serve, ma è di colpire l'obiettivo. E la domanda è: che obiettivo Dio ha dato per la tua famiglia, a te e alla tua famiglia? Dio si è già rivelato alla tua famiglia, a te e alla tua famiglia, a punto di che abbiamo veramente la chiarezza di ciò che Dio vuole per la nostra famiglia, per i nostri figli, per i nostri partner. È da pensare e meditare. Che tipo di amore le grandi acque non devono spegnere? C'è un amore che voglio condividere anche qui con voi. E noi dobbiamo lottare perché le grandi acque non spengono questo amore. E che tipo di amore è esse, pastore? L'amore per l'opera di Dio. L'amore per l'opera di Dio, le grandi acque non devono spegnere. In 1 Pietro capitolo 2, dal versetto 9 e 10, è un testo che noi conosciamo, dice: ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Non voglio disturbarvi, ma digli a persona a fianco così: tu non sei una persona qualsiasi. Dilli alla persona a fianco: tu sei più che speciale. Cosa sta dicendo questo testo? Che Dio ha fatto un investimento grandioso, incalculabile nella nostra vita. Questo testo non dice altro che ciò che Dio, l'investimento che Dio ha fatto attraverso il sacrificio del suo figlio. Noi non siamo una persona qualsiasi, noi non siamo un popolo qualsiasi, noi siamo il popolo di Dio. E è necessario che tu esca da qui oggi com questa chiarezza nella tua mente, nella tua anima. Io non sono una persona qualsiasi, io sono un servo, una serva di Dio. E Dio ha fatto un investimento molto grande. E io non posso lasciare che le grandi acque di questa vita porta via questo amore di Dio nella mia vita. Alleluia. Giovanni capitolo 4, il versetto 7 dice così: carissimi, amiamoci gli uni agli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. È molto sério. Questo testo fa un scanner nella nostra vita e rivela quanto siamo ipocriti a volte, ou in tutto il tempo. Quanto noi guardiamo da un'altra parte invece di guardare dalla parte giusta. Dobbiamo avere questo amore. E questo testo mi ha fatto ricordare, mentre venivo in treno, mi ha fatto ricordare un episodio che mi è successo in 2014, praticamente lì nella vicinanza del lago di Garda. Ero lì in una congregazione e stavo ascoltando una famiglia di missionari che era già da 10 anni che facevano missioni in Africa.
E loro raccontavano tutto ciò che Dio stava facendo di meraviglioso, ma raccontava anche tutto ciò che era di peggio in quel luogo. Alla fine di quel culto, di quel messaggio, io mi sono avvicinato al pastore e ho detto: pastore, senti, dimmi una cosa, dimmi sul serio, qual è il segreto per fare missione in Africa? Qual è il segreto per sopportare tutte queste cose? Qual è il segreto per mettersi nella posizione giusta? Perché Dio possa fare qualche miracolo, che possiamo avere un'esperienza straordinaria, o possiamo vedere Dio agendo nella vita degli altri. Sapete cosa è mia risposta a quel pastore? Deve avere amore. Perché senza l'amore tu non riesci a sopportare l'odore di quella gente. Senza l'amore tu non riesci a sopportare la cattiveria della gente. Senza l'amore tu non riesci a sopportare l'indifferenza, le problematiche, il caos, la povertà. Senza l'amore tu non riesci a vedere niente. Deve avere l'amore. Ma è facile parlare così guardando in Africa e qui in Europa, che è totalmente diverso, nel senso che in Africa la gente soffrono perché manca tanto. Qui in Europa invece no, há tanto di abbastanza. Ma deve avere amore lo stesso, sapete perché? Perché anche qui ci sono delle indifferenze sociali. Qui ci sono anche tante filosofie che separano la gente, che fanno vedere gli altri da un certo gradino della vita. Deve avere amore anche qui per sopportare le problematiche che esistono in Europa. E qui esiste problemi o no? Anche l'Europa è un campo missionário. E io non posso lasciare che le grandi acque portano via o spengano l'amore per l'opera di Dio, perché Dio ha i suoi occhi puntati sulla terra e Lui vuole salvare chiunque in questa terra. Giovanni capitolo 3, versetto 16, testo áureo della Bibbia, dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Noi dobbiamo amare alla stessa proporzione, nonostante sia impossibile amare nella stessa proporzione di Dio, ma almeno qualche sforzo dalla nostra parte noi dobbiamo fare. A che livelli saremo raggiunti non lo so, ma un sforzo dalla nostra parte deve avere. Sto andando alla fine. Che tipo di amore le grandi acque non devono spegnere, pastore? L'amore per missione. L'amore per missione. Ah, ma già detto di amore per l'opera di Dio. Não, avere l'amore per l'opera di Dio è una cosa, missione è quello che noi facciamo. E è necessario parlare oggi di questo perché molte persone stanno venendo in chiesa o partecipando dalla chiesa o partecipando del culto, ma solo per ricevere qualcosa dalla parte di Dio, ma non vogliono avere impegni come missionari nella terra. Non vogliono attendere la grande commissione che Cristo ha dato. E è necessario parlare di questo oggi. Matteo capitolo 28, i versetti 19 e 20. Scusate. Dice così: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. È una raccomandazione. È una raccomandazione. Noi non possiamo leggere questo versetto e restare ancora fermi, passivi, com tutto ciò che sta succedendo nel mondo, com tanta gente que está andando all'inferno, com tanta gente que se está perdendo, com tanta gente que se está perendo nella terra. Noi non possiamo guardare questi versetti, questi testi biblici e restare così senza fare niente, senza prepararsi per la grande commissione. Noi non possiamo lasciare che le grandi acque di questa vita spengano l'amore per missione. Dobbiamo fare la missione di Cristo in questa terra. Romani capitolo 10, versetto 13, dice, dal versetto 13 in poi, dice: poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Noi sappiamo che l'amore di Dio è per tutti. Noi sappiamo del sacrificio di Cristo che è stato fatto per tutti. Noi sappiamo le regole bibliche. Noi sappiamo già cos'è il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Ma ci sono gente là fuori che non sanno niente di queste cose. Ci sono gente là fuori che hanno le orecchie chiuse per causa degli intrattenimenti della vita. Per causa del caos della vita, per causa delle problematiche della vita, le orecchie sono chiuse, non hanno un'esperienza con Dio. E noi che abbiamo avuto questa esperienza, noi dobbiamo proclamare Cristo alle nazioni. Non siamo qui per acaso, non siamo qui perché abbiamo deciso di riunirci, perché siamo d'accordo in qualche punto della vita. Nós siamo qui perché Dio ha fatto un investimento molto grande nella nostra vita e Lui conta su di noi. Dile alla persona a fianco: Dio conta su di te. Dile, com fede. Aiutami. Alleluia. Per finire, 1 Corinzi capitolo 13. Sono cresciuto in chiesa, ascoltando sempre questo versetto qua, questo testo biblico. 1 Corinzi capitolo 13, del versetto 4 a 7. Ma oggi, proprio oggi, facendo la lettura di tutto il testo, pregando a Dio, non lo so, qualcosa mi ha toccato nel cuore. Io credo che è stato lo Spirito Santo, perché mi ha rivelato che questo testo non è semplice. Non è semplice. Ma è di estrema importância perché ognuno di noi deve leggere, deve meditare e deve cercare di capire le implicazioni che ci sono dentro di questo testo. Noi lo conosciamo, ma la mia preghiera stamattina è che possiamo avere una rivelazione nuova dello Spirito Santo nei nostri cuori, partendo da questo testo. Dice così: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia,
L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, suporta ogni cosa. Fratelli, la mia preghiera stamattina è che possiamo cercare di capire che amore è questo che Dio ha versato per noi e che Dio vuole che raggiungiamo, non lo so il percentuale, non lo so i livelli, ma che possiamo provare a fare qualcosa, che possiamo investire qualcosa a ponto di rivelare quanto è grande l'amore di Dio nella nostra vita, e non solo nella nostra, ma nella vita degli altri. E che possiamo, così come il testo che abbiamo letto nell'inizio, il testo base di questo messaggio, che possiamo stare attenti perché le grandi acque di questa vita non portino via l'amore che abbiamo per la nostra famiglia, per l'opera di Dio e per la sua missione, per il compito che Lui ci ha dato. E quante acque ci sono in questa vita? E quante acque abbiamo già passato? E quante acque è già passato nella nostra vita che ha portato via tante cose che non dovevano portare? Ma noi pregheremo in questo momento e chiederemo ancora misericordia a Dio, perché possiamo avere la forza e il discernimento, perché quando arriveranno ancora di queste acque nella nostra vita, nella nostra casa, possiamo avere la forza, il discernimento necessario per lottare e fare con queste acque si fermano, così come Cristo ha fatto lì con i discepoli, quando si sollevò quella tempesta e Lui si stese la mano e ha detto: mare, accalmati, fermo lì. Amen? Preghiamo in questo momento. Padre, grazie Signore per la tua parola, Signore. Grazie Signore che ancora una volta, Signore, tu crea una circostanza, Signore, per parlare ai nostri cuori. Ah, Signore, grazie, Signore, perché nonostante, Signore, non essendo meritevoli, tu prepara sempre qualcosa di speciale per la tua Chiesa, Signore. I nostri cuori, Signore, si scioglie nella tua presenza, davanti alla tua parola, Signore, che ci rivela cose straordinarie, Signore. Che ci rivela cose, Signore, che a volte noi non vediamo, che non siamo attenti, ma la tua parola è sempre lì, Signore, e ci aiuta, Signore, a volte, Signore, ad alzarsi in mezzo, Signore, alle nostre ceneri. Ma oggi, qui, in questo momento, Signore, noi vogliamo pregare: salvati, Signore, ancora una volta delle grandi acque della vita, dei grandi alluvioni della vita, Signore, delle grandi tempeste della vita. Salvaci ancora una volta, Signore. Salvaci ancora il tuo popolo, Signore, la tua Chiesa, ogni famiglia qui presente, Signore, oggi. Salvaci ancora una volta, Signore. E dia a ciascuno di noi, Signore, la forza necessaria, Signore, per vincere ogni tempesta della vita, ogni tsunami della vita, Signore. Dia ancora alla tua Chiesa la forza e il discernimento ancora una volta per vincere, Signore, ogni tempesta che si solleva contro di esse, Signore, contro la nostra famiglia, contro la tua Chiesa, contro la tua opera. Che possiamo stare fermi, Signore, saldi,
La tua parola dice che tu non ci hai dato un spirito di timidezza, ma un spirito di coraggio. Che questo spirito possa, Signore, entrare ancora una volta, Signore, a possedere la nostra vita stamattina. Un spirito di coraggio. Un spirito di fede nella tua parola, Signore. Perché ancora, Signore, quante persone hanno paura delle cose di questa vita. Ma noi siamo tuoi, Signore, la tua parola dice che tu ci hai chiamati dalle tenebre per la tua ammirabile luce, Signore, meravigliosa luce. E noi siamo qui oggi, Signore. Ti ringraziamo, ma preghiamo ancora una volta. Rinnovaci, Signore, nel tuo Santo Spirito. Rinnovaci, Signore, ancora una volta nella tua parola. E che il tuo nome sia innalzato, sia benedetto in eterno, qui in Italia e ovunque tu ci manderai, Signore. Che il tuo nome sia innalzato. Amém, Signore. Amém, Gesù. Alleluia. Alleluia. Mentre il ministero di lode arriva qui, digli ancora una persona a fianco, scusatemi se insisto, ma dille alla persona a fianco, tu sei speciale. Dici così, tu non sei di questo mondo. Non avere paura con le grandi acque di questa vita. In questo momento abbiamo l'opportunità di portare le decime d'offerta. Tu che hai deciso nel tuo cuore di offertare stamattina, ti invito a fare questo con gioia nel cuore, con fede. Ti invito a fare con un cuore proprio libero. Tutto ciò che è raccolto qui è perché queste porte siano ancora aperte qui in Italia, amen? E Dio aprirà ancora tante altre porte, amen? Gloria a Dio, quindi fa questo con fede nel tuo cuore, amen? Danza amore. Siamo in piedi?
teu nome, Senhor. Noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei un Dio buono, un Dio fedele, un Dio che prendi cura di noi. Signore, è con noi per sempre. Il tuo nome è Emanuele e noi ci fidiamo, confidiamo in te e crediamo in questo, Padre. E noi lodiamo il tuo nome, chiediamo che tu possa, Signore, ricevere la nostra adorazione con offerta, Signore, davanti al tuo altare. E noi chiediamo, Signore, che tu possa benedire anche tutte le offerte depositate qui, Signore, davanti al tuo altare. Possa, Signore, anche benedire ogni famiglia, Signore, con il lavoro, Signore, con il supprimento, Signore, tutto ciò che viene da te, Signore. Benedetto sia il tuo nome, oh Padre. Lodiamo, Signore, il tuo nome e ringraziamo in nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Gli annunci li dai tu. Allora, io prendo parola intanto, che sono quella che piace parlare. Allora, prima di iniziare con gli avvisi, noi vogliamo fare un annuncio qua per la Chiesa. Il campeggio dei bambini. Il campeggio dei bambini adesso giorno 31, dal 31 d'agosto fino a 5 settembre a Santa Giustina. Gloria a Dio, ne abbiamo già 33 bambini, di cui, com'è Pietro? E quindi noi lodiamo il Signore che questi bambini sono iscritti. Abbiamo ancora 3 posti. Meglio se è una femmina, perché le stanze dei maschietti sono tutti già pieni, ma se ci sono maschi non ci sono problemi, noi troviamo una sistemazione. E noi vogliamo chiedere alla Chiesa una cosa: preghiera. Molto importante la Chiesa in preghiera questo periodo, perché io non so se ci sono le foto lì, Federico. Del 2024 noi abbiamo iniziato questo processo di crescita spirituale ai bambini. Noi abbiamo fatto il 2024 con la mia identità in Cristo, e quello con i cuoricini, che è il tema del ministero infantile, il ministero di Kids. Che quello lì è 2024, loro hanno imparato chi sono, perché sono nati, c'è l'identità, perché Cristo, perché Gesù è nella loro vita, il piano di salvezza è quello lì, guarda, quello del 2024. Noi abbiamo iniziato questo percorso di crescita spirituale. Perché sto dicendo questo alla Chiesa? Perché questi bambini qui sono quei bambini che Dio vuole saranno qui davanti fra un paio d'anni. Quindi la Chiesa deve investire nella crescita della Chiesa, nella crescita spirituale. È una crescita sana. Il bambino deve imparare la Bibbia, deve imparare tutto ciò. E il ministero Kids è un ministero che insegna con il loro modo di parlare, con il loro metodo, la parola di Dio. Il mio bambino piace stare qua seduto nel culto. Bene, ottimo, però la crescita spirituale sua è molto più proficua se lui va in saletta. Perché? Perché lì loro imparano nella loro lingua e accompagnato nella loro crescita. Quindi nel 2024 noi abbiamo iniziato questo, poi nel 2025 noi abbiamo continuato con i Discepoli Academy. È un'accademia che ha formato discepoli. Noi abbiamo passato con i discepoli di Gesù, cioè loro hanno creduto, hanno accettato Gesù e poi sono diventati discepoli di Gesù. E con questo campeggio noi abbiamo imparato cosa i frutti dello Spirito e le caratteristiche, tutto ciò che un discepolo ha per essere veramente un discepolo di Gesù. Ok, e adesso quest'anno c'è la continuazione, che è il Mission, che è il Disciple Academy, ma è le missioni. Sono la missione dei 12. Loro sono diventati discepoli e adesso loro vanno
in missione. Qual è la missione? Di portare la parola a ogni creatura, e quindi loro avranno la possibilità, la tecnica, e sapranno parlare di Gesù agli altri compagni di scuola, alle persone che passano, cioè crescere dentro del loro cuore la voglia di fare missione, che è quello che la Chiesa deve fare, giusto, pastore? È parlare. E quindi io non dovevo fare tutta questa cosa, ma la predica di questa mattina è un po' tutto questo. E quindi cosa abbiamo intenzione? Di portare questi bambini. Ci sono bambini che magari la mamma ha due o tre figli e c'è un po' di difficoltà economica, e quindi noi abbiamo messo una lista di questi bambini che i genitori hanno la difficoltà, e quindi la Chiesa ha l'opportunità, anche se non hai dei figli oppure tu non porti tuo figlio quest'anno, di aiutare economicamente questi bambini che sono in lista. E come devi fare? Tu fai come il Signore, lo Spirito Santo tocca il tuo cuore. Tu fai come vuoi. La quota è di 180 euro a bambino, loro fanno una settimana, sarà del 31 al 25, quindi questa quota qua, ci sono delle mamme e dei genitori che non possono permettersi, e tu puoi aiutare. Io non ho un bambino, il mio bambino non va, quindi ripetendo, tu puoi fare questo. Noi abbiamo messo il titolo di genitori sponsor, cioè io sono un sponsor del campeggio, e quindi cosa devi fare? Tu devi o parlare con il pastore Caio, o parlare direttamente con me, o parlare con la Laura. Laura, alzati per favore. Laura è la responsabile della parte contabile, quindi se tu hai una donazione, qualsiasi cosa, vuoi aiutare il campeggio, questi bambini, io voglio portare un bambino, voglio aiutare che un bambino va da lei, puoi andare direttamente da lei, ed è tutto a posto. Qualsiasi cosa fai è un aiuto. Poi cosa c'è in più? So che parlo questa mattina, ascolta. Noi abbiamo fatto la spesa di tutta la settimana e abbiamo lasciato fuori la colazione. Quindi se volete aiutare con la colazione, abbiamo mandato il messaggino ai gruppi, ma io estendo anche alla Chiesa, estendo anche a chi ci guarda tramite web, e quindi puoi donare la colazione, biscotti, latte, quello che i bambini. Allora i bambini vanno in campeggio anche per mangiare, ma tanti vanno solo anche per mangiare, quindi è importante, è una parte importante. Noi li prendiamo tante volte per la gola, quindi è così, e quindi vi ringrazio la Chiesa già adesso per l'aiuto, per le preghiere, e pregate, è quello che chiedo, perché è una lotta spirituale. È già da più di un mese che passiamo dei problemi e siamo in piedi, siamo in questo avanzo perché solo lo Spirito Santo e solo Dio ci dà l'opportunità e ci dà la forza per fare questa cosa qua. Amen? Amen? Poi ci sono altri annunzi? Sì, i battesimi sono il 6 settembre, i bambini arrivano il sabato, quindi nella domenica successiva, noi arriviamo in 5, nel 6 domenica ci sarà il campeggio, il battesimo. Poi la raccolta dei cibi, perché la Chiesa sostiene delle famiglie ed è molto importante che voi portate anche i viveri. Poi, e il convegno degli uomini che è 23 e 25 ottobre del 2026. La iscrizione è lì, 195 euro, e la caparra di 50 euro. È già aperta l'iscrizione. Poi c'è altro? Niente. Quindi lodiamo il Signore per questa mattina. Pastore, fa una preghiera per noi per concludere, e mentre il pastore arriva noi ringraziamo già adesso la Chiesa. Ci sono i dolci là dietro, magari, ma non hai voglia di dolce adesso?
portati a casa per fare la merenda dopo, ti viene la voglia di dolce dopo pomeriggio e c'hai un dolce, quindi c'è il dolce là, sempre per l'aiuto del campeggio dei bambini, ok? Quindi conto su di voi e buona domenica a tutti. Padre, grazie Signore per tutto ciò che Tu stai facendo nella nostra vita, nella vita della Tua Chiesa. Padre, per tutto ciò che Tu hai fatto durante questa settimana. Consegniamo a Te, Signore, i nostri sogni e progetti, Signore, di questa settimana che si inizia. Padre, che sia una settimana di benedizione, di vittoria per la Tua Chiesa qui rappresentata. Padre, e consegniamo a Te ancora una volta tutte queste programmazioni, Signore, che abbiamo presentato qui. Che sia di benedizione, di crescita per la Tua Chiesa e di esperienza, Signore, con Te, per tutti coloro, Signore, che investono, che partecipano e che congregano in questo luogo, in nome di Gesù Cristo, Signore. Amém, Gesù. Amém. Amém. Buona domenica a tutti. Ciao.